Allora, andiamo nel vicino Veneto, c'è Rosario Padovano e con lui c'è l'ex sindaco di Portogruaro, Antonio Bertoncello, che replica le osservazioni di Rambuschi sul commissario proprio a Portogruaro. Prego. Grazie, prendiamo la linea dal Veneto, abbiamo invitato Antonio Bertoncello, ex sindaco di Portogruaro. Bertoncello, dunque, è in piedi ancora il ricorso sul commissariato? Sì. Come sta andando l'iter? Ma diciamo che il partito, le liste che mi sostengono come sindaco, come candidato sindaco, hanno deciso di continuare e di presentare il ricorso al Consiglio di Stato, peraltro è una cosa già nota. Voglio anche precisare che il ricorso è un atto dovuto, nel senso che c'è la volontà da parte delle forze politiche di centrosinistra di creare giurisprudenza, anche perché è riconosciuto che la legge è poco interpretabile sia dal Presidente della Camera, sia dal Presidente del Senato, sia dai gruppi consigliari, fatto sta che abbiamo già comunicato a loro di portare in commissione l'argomento. Peraltro a volte non si capisce perché il centrodestra strumentalizzi questo percorso quando, per fare un esempio molto di questi giorni, il comune di Alba, dove il centrodestra ha perso le elezioni al ballottaggio, ha fatto ricorso al TAR e ha perso al TAR, e quindi hanno mantenuto, il sindaco ha mantenuto anche addirittura la maggioranza qualificata, e le forze di centrodestra hanno fatto ricorso al Consiglio di Stato. Ecco, quindi però, certo. volevo dire che è una procedura che prescinde dalla politica, nel senso che è un percorso che facciamo come fa qualsiasi cittadino quando si sente leso di un proprio diritto o deve difendere dei propri, voglio dire, prerogative. Ci restano 25 secondi. Il centrodestra, Daniele Stivali in particolare, ha detto che il commissario sta facendo bene a Portogruaro. Allora io vorrei affrontarlo in maniera più compiuta, anzi abbiamo deciso di fare una conferenza stampa di fine anno per fare il punto della situazione sull'attività del commissario. Non si può giudicare l'attività del commissario, che è bravo, che possa sostituire una giunta, un consiglio e un sindaco. Può fare le cose ordinarie, però pensiamo a un momento, il dibattito che è aperto sull'ospedale, il dibattito che è aperto sull'acqua, il dibattito che è aperto sulla terza corsia, il dibattito che è aperto sul ruolo di Portogruaro, vuol dire noi ci troviamo sui lavori pubblici, sul piano delle opere pubbliche della provincia, noi ci troviamo di fronte a una città ferma. Questo non vuol dire dare un giudizio sul commissario, vuol dire prendere atto, come ha fatto Gasparotto, che ha motivato il fatto che non ci sono soldi della provincia nel portoguarese, per il fatto che non c'è un punto di riferimento a Portogruaro perché manca il sindaco, lo ha dichiarato Gasparotto non ha detto proprio così. Gasparotto ha detto che comunque le opere in essere, i progetti in essere per quanto riguarda il portoguarese nella provincia si devono commisurare nell'arco di 3 anni. Sì, ma di fatto il piano triennale della provincia non è previsto, è previsto solamente 800.000 euro per la manutenzione strade. La pista ciclabile Lugugnana e Villanova, il progetto esecutivo finanziato, integrato, mancava solo la convenzione con la regione, la giunta precedente, e poi non c'è una lira. Bene, ringraziamo Antonio Bertoncello, purtroppo il tempo è scaduto, torneremo sicuramente a parlare di questi argomenti. La linea alla redazione centrale, grazie.